Fratelli d'Italia nasce per un motivo ben preciso. Siamo consapevoli, riconosce Ignazio La Russa, che il PDL, il partito che ha rappresentato il centrodestra, ha commesso errori anche gravi che devono essere corretti. Per questo motivo, grazie all'iniziativa di Giorgia Meloni, Guido Crosetto e dello stesso La Russa, nasce Fratelli d'Italia. Il partito ha 3 aggettivi che ne disegnano gli ideali: liberi, onesti e decisi. Liberi perché senza condizionamenti, onesti perché si può essere candidati da noi se non si hanno procedimenti giudiziari in corso. Ma è sul decisi che La Russa è più pungente. Perché non cambieremmo mai idea, qualunque cosa dovesse succedere, sul mai con la sinistra, mai più un governo tecnico. 3 i punti principali del programma dei Fratelli d'Italia: restituire l'IMU sulla prima casa è il primo, occupazione per i giovani ma anche per chi fra i 40 e i 50 anni lavoro l'ha perso è il secondo, il terzo è un tema da sempre caro alla destra. La Russa è infatti arrivato a Mestre per promuovere la giornata della sicurezza, giornata di vicinanza a tutti gli operatori delle forze dell'ordine e ai militari italiani, nel corso della quale verrà distribuita una primula gialla nelle caserme. Perché noi crediamo che la sicurezza sia l'elemento essenziale per garantire la libertà ai cittadini, la libertà di poter passeggiare tranquillamente, di poter vivere e relazionarsi con gli altri senza avere paure. E quelli che permettono di garantire questa sicurezza sono gli operatori delle forze dell'ordine. Raffaele Speranzone, assessore provinciale veneziano, è uno dei volti giovani del partito. Fratelli d'Italia nel Veneto vuole rappresentare un centrodestra credibile, senza scheletri nell'armadio, spendibile, del quale non ci si debba vergognare né imbarazzare in nessun momento.